Salve a tutti, carissimi amiche e amici. Vista l'occasione che ci obbliga a stare in casa, colgo l'occasione per presentarvi un mio lavoro che ho pubblicato nel settembre dello scorso anno dal titolo USA nella storia sociale sarda. È un lavoro che tratta la storia del mio paese. A distanza di 20 anni, dopo aver incrementato la mia esperienza di vita professionale e studiorum, ho deciso di rivedere e pubblicare ex novo la storia sociale di Ussana dentro la storia sociale sarda. Il lavoro è stato attuato attraverso la consultazione di testi attinenti alla storia ussanese e sarda. In particolare ho utilizzato i miei lavori riguardanti Ussana e il mio Storia sociale da Sardegna, da cui ho preso la storia sarda. Di notevole importanza sono state le nuove ricerche presso gli archivi di Stato di Cagliari e Torino, dai quali sono stati messi in luce dei documenti inediti che testimoniano appunto la storia di Ussana e la Sardegna medievale e moderna. Il lavoro è arricchito da carte geografiche, storiche, immagini, considerazioni di studiosi attinenti ai temi trattati durante il viaggio storico diacronico e sincronico. Come da titolo, il testo presenta la storia sociale di Ussa dentro quella sarda, a partire dalla preistoria per giungere ai nostri giorni, in cui il capitolo iniziale presenta le origini, interpretazioni e ipotesi attinenti al significato del toponimo ussanese, i primi abitanti Sardegna e la civiltà nuragica. La seconda parte espone la società antica sarda con la presenza dei Fenici, i quali avevano usato la terra come base portuale, dando vita a diverse città. A seguire vengono presentati i Punici e i Romani, i quali avevano impostato la loro amministrazione e struttura politica, sociale ed economica nell'isola. Questi popoli, appunto, hanno lasciato testimonianze anche nella località ussanese con reperti archeologici e strutture. Successivamente vengono presentati i Vandali, i quali mettono fine all'impero romano d'Occidente, ma non hanno lasciato traccia di gran rilievo storico nella società sarda. Infine viene mostrato l'impero romano d'Oriente che aveva amministrato a distanza la provincia di Sardegna tramite un giudice molto autonomo. Uno spazio del testo è dedicato ai papi sardi, Ilario e Simmaco, i quali hanno illuminato la Sardegna nella Santa Romana Chiesa. Il terzo capitolo mette in luce la società medievale sarda, dove splendono i giudicati di Calaris, Torres, Gallura e Arborea e le loro strutture sociali, economiche, amministrative e politiche. Possiamo ritenerle uniche per la qualità e per il modo di gestirsi autonomamente, indipendenti in modo democratico, potremmo dire. Inoltre, vengono mostrati i differenti momenti in cui i giudicati guerreggiavano tra loro contro i forestieri e le famiglie che li avevano guidati nel tempo. In questo paradigma la villa di Ussana era presente. Un paragrafo è stato dedicato agli ordini religiosi, i quali hanno influenzato tutta la cultura sarda del tempo, come testimoniano i condaghi e le strutture architettoniche testimoniate anche in USA, e nello stesso momento vengono presentate le repubbliche marinare di Pisa e Genova con le famiglie importanti nel contesto sardo. La quarta parte è rivolta alla società moderna sarda, dove i protagonisti sono i catalano-aragonesi che, grazie al Papa Bonifacio VIII, avevano ricevuto il Regnum di Sardegna e Corsiche. Viene messo in chiaro come il nuovo dominatore aveva dato vita ad un sistema feudale particolare e un sistema economico-politico-amministrativo illuminato, come alla nascita del Parlamento del Regno di Sardegna, il quale era composto allo stesso modo del catalano, ovvero dalle corti o stamenti, e tutto questo era stato confermato anche nel periodo spagnolo e piemontese. Un paragrafo approfondisce la società sarda dei secoli XV-XVII, formata dal popolo, la nobiltà, il clero e i burocrati con i loro funzionari. In questo periodo prendono inizio i documenti d'archivio presenti in codesto lavoro,
attraverso i quali viene data un'illuminata testimonianza del regno e del feudo ussanese con atti di vendita, concessioni feudali, carte reali, ordini, conferme di infiltrazione e diplomi emanati dai più illuminati potenti uomini del tempo, tra i quali, tanto per citarne alcuni, il re Alfonso d'Aragona, Pietro il Cerimonioso, Carlo V. A seguire abbiamo i dati economici e demografici relativi al XVII secolo, riguardanti la popolazione sarda e ossanese. In conclusione, scusate, viene presentato il Regno di Sardegna sotto il potere piemontese, il quale aveva dato ai Savoia la possibilità di diventare reali, nonostante loro non fossero tanto contenti dal momento che avevano trovato una terra arretrata nel suo aspetto politico, amministrativo, economico e soprattutto era ancora legata al vecchio dominatore. Per di più vengono messe in luce le azioni dei Savoia attenenti al controllo sociale, economico e specialmente politico, con l'elaborazione di una ricognizione totale dei feudatari presenti nel Regno di Sardegna attraverso relazioni attenenti alla provenienza, la natura e i diritti dei feudi e li aveva obbligati a rinnovare le investiture e giurare fedeltà al nuovo dominatore. Inoltre, imponevano ai feudatari di risiedere in loco e non servire la corte di Spagna onde perdere i loro feudi, attraverso confische come testimoniano gli atti, i pareri, i regi editti, le relazioni del regno patrimonio, le carte emanate dai piemontesi e presenti nel testo. A Pustisi vengono mostrate le riforme piemontesi nel mondo sociale, culturale, economico, demografico, amministrativo, clericale. Ulteriormente, in codesto paragrafo, la società ossanese viene approfondita attraverso la presentazione del mondo sociale ed economico, con i suoi possedenti locali, il ruolo e le attività svolte dall'amministrazione comunale, oltre alle particolari testimonianze dell'Angius e del manoscritto ecclesiastico della parrocchia di San Sebastiano del XVIII secolo. Segue il periodo rivoluzionario sardo, che aveva visto borghesi, intellettuali, uomini di chiesa, di governo, tra i quali Giovanni Angioni, lottare per un'idea liberale contro i soprusi del sistema feudale e soprattutto dei feudatari. Successivamente viene presentato il periodo delle riforme economiche, strutturali, sociali, giuridiche, amministrative, ottocentesche, le quali avevano portato alla fine del sistema feudale e al cambiamento del sistema socio-economico comunitario sardo in quello di tipo capitalistico, senza non causare pochi problemi sociali. Infine, per chiudere, con la fusione perfetta del 1847 che metteva fine al Regno di Sardegna. In questo capitolo un ruolo di spicco lo ricoprono le cause penali e i processi decisi nel Regno di Sardegna dal 1834 al 1876 riguardanti Ussana, le quali fanno conoscere e interpretare al meglio il contesto sociale ed economico locale e sardo. Il capitolo quinto è dedicato alla società contemporanea sarda, dove viene esposto il periodo post-fusione perfetta, con tutti i problemi sociali ed economici di cui l'isola è stata colpita, a causa anche delle riforme, le quali erano state completate con il contributo dei parlamentari sardi in seguito all'unità del Regno d'Italia. Dopo viene evidenziata l'economia e la società sarda della fine dell'Ottocento con i moti del Sugonotu, il problema del banditismo e l'emigrazione in America causata dalla grande crisi economica, in cui anche diversi ussanesi avevano preso la valigia in cerca di miglior sorte. Per di più, in questo periodo stavano rinascendo le idee per una ripresa dell'autonomia perduta. Lungo questo periodo, o lungo questo viaggio, diciamo, potremmo dire, vengono fatti conoscere i diversi sistemi elettorali, le leggi speciali, le inchieste parlamentari, le quali avevano l'obiettivo di risolvere i problemi sociali e economici in una Sardegna colpita da scompigli. Successivamente viene messa in luce la nascita dei movimenti operai e gli scioperi
causati dal malessere nel mondo dell'industria millenaria, il ruolo dei partiti, la prima guerra mondiale, la nascita dei nuovi partiti politici post il primo scontro bellico e il ventennio fascista, in cui viene messo in risalto il lavoro degli oppositori al regime e la filosofia pratica della dittatura, rimarcata dall'intolleranza, ma che aveva visto anche delle riforme nel mondo dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria, a riforme anche nel mondo demografico, strutturali, amministrative, scolastiche, e aveva dato vita ad organizzazioni educative secondo l'idea totalitaria. Per chiudere il paragrafo, si presenta il mondo della scuola e viene trattata la campagna in Africa, la guerra civile in Spagna e la fine del fascismo, evidenziando anche quei personaggi locali e sardi pro e contro la dittatura. Inoltre si mostra la politica e l'amministrazione rossanese con i loro podestà. Da rimarcare che durante tutto il viaggio storico sono stati citati anche i parroci che hanno guidato la parrocchia di San Sebastiano Martire in Ussara. L'ultima parte del testo è dedicata alla nascita della democrazia moderna, dove i protagonisti erano coloro che avevano combattuto il fascismo e dato vita ai nuovi partiti e movimenti, dei quali molti volevano ridar vita all'autonomia sarda, quell'autonomia che avevamo perso con la fusione perfetta del 1847. Infatti il 31 gennaio 1948 l'Assemblea Costituente aveva approvato lo Statuto Autonomo della Regione Sarda in seguito ad accese battaglie e dispute dialettiche. In questo quadro storico vengono presentati i sardi politici che hanno fatto storia nell'isola, in Italia e anche nel mondo. Il lavoro continua presentando l'attività svolta a partire dal primo Consiglio regionale sardo, il quale aveva affrontato i problemi sardi concernenti la sanità, le strutture, le infrastrutture, l'agricoltura, la pastorizia, l'industria. Problemi che vengono affrontati con la formazione delle commissioni per il piano di rinascita, le quali avevano dato l'input all'emanazione di diverse leggi per il progresso socio-economico della terra. Nonostante queste azioni politiche, la mancanza di lavoro aveva portato alla nuova emigrazione, in cui anche stavolta molti ussanesi avevano lasciato il loro posto nattivo. Inoltre vengono presentate le diverse elezioni regionali con i loro protagonisti. Segue come la regione sarda, per fermare in qualche modo l'immigrazione e per dare afficanzas, ovvero speranze, al popolo sardo, metteva in pratica nuove politiche economiche, sebbene la morte del sogno industriale legato alla petrolchimica fosse alla porta. Per quanto attiene il contesto sanese, vengono presentati i sindaci e le elezioni amministrative locali che si sono alternate negli anni. Il ruolo sociale dello sport, attraverso personaggi, i protagonisti, le date e gli avvenimenti, e inoltre viene esposto il mutamento socio-economico locale e regionale, la nascita della scuola contemporanea, l'industria e i proprietari terrieri ussanesi e forestieri. Una parte del testo non poteva dimenticare quegli uomini illustri che hanno illuminato il panorama politico e sociale sardo, italiano ed europeo, tra i quali Enrico Berlinguer, padre Silvio Serri, Emilio Lussu, tanto per citarne alcuni. Infine viene esposta la crisi dei partiti tradizionali degli anni 90 del secolo scorso, il nuovo quadro politico accompagnato dalle elezioni regionali sarde e locali, ove viene rimarcata la situazione sociale, economica, politica, amministrativa. In conclusione vengono presentate diverse interpretazioni concernenti la bandiera sarda, Sabandera, e lo stemma gonfalone del comune sanese. Spero di non avervi annoiato tanto, speriamo in tempi migliori e se avete un po' di tempo vi invito a leggere il testo Ussara nella storia sociale sarda. A Sibiri in buon'ora un saluto.